Terza corsa e la prima prova per i puledri di giornata. Non vincitori di 5.000 euro in partenza. 10 dietro le ali della macchina, l'1 Eva Spritz, 2 Elodie ZS, 3 di Lara Venus, 4 East dei Greppi, 5 Everyday B, 6 Etrusco Klein, seconda fila 7 Evandro degli Dei, 8 Eastwood B, 9 El Fuego Font, 10 Excellent Bun. Autostart inizia a prendere velocità, accelera per lasciarli e si parte con la velocità dal largo di Etrusco Cla che salta tutti e va a condurre in brevissimo, mentre sbaglia Evandro degli Dei. All'esterno prova ad avanzare 7, subito Evandro East degli dei Dei, Greppi, sopravanzando di Lara Venus. Allo steccato è partita bene Eva Spritz. Si completano i primi 200 metri in 15:1 con battistrada Etrusco Cla, che ha fatto partenza dal 6 e si è installato in breve al comando, mentre muove dall'ultima posizione Excellent Bun, che aggira il gruppo e cerca di portarsi allo scoperto i 400 in 31:1 da parte del leader Etrusco Cla, che vede arrivare ai suoi fianchi la sagoma di Excellent Bun. Seconda alla corda è sempre Eva Spritz, seconda pariglia al largo ora per East dei Greppi, che ha trovato una schiena probabilmente insperata qualche metro fa, e i 600 se ne vanno in 47,7 con sempre leader il figlio di Nadal Sheba a guidare. All'esterno invece Excellent Bun, che lo va ad apparigliare quasi completamente. Eva Spritz in seconda posizione alla corda con accanto East dei Greppi, quindi ancora di Lara Venus che si muove in terza ruota avanti a Del Fuego Font. Sbaglia però di Lara Venus, che stava avanzando in mezzo alla pista, e allora è la volta di El Fuego Font a provare a spostare il chilometro in 1:19,3 con Etrusco Klein in vantaggio. Excellent Bun che prova ad attaccare El Fuego Font in mezzo alla pista in anticipo su Everyday B. Quando siamo a 400 metri dalla conclusione allunga ora il battistrada, che con una frazione in 14,8 costringe Excellent Bun a ripiegare allo steccato sul calo di Eva Spritz. Insiste in mezzo alla pista Everyday B, che aggira il Fuego Font e prova ad andare sui primi, ma è ancora molto larga. Intanto il battistrada ha fatto la piegata conclusiva in 15,1 e da un paio di lunghezze nei confronti di Excellent Bun. Etrusco Cla in vantaggio chiaro e netto. Etrusco Cla che nel finale viene a vincere nettamente, mentre finisce fortissimo Everyday B, che sul palo appariglia completamente Excellent Bun. 30 alla chiusa, 1:17,4 ragguaglio cronometrico al minimo dei giri per Etrusco Cla. Antonio Di Nardo per Michele Raimo al training e la Saicala Stable di Marco Costantini alla proprietà. Il facile percorso di testa del figlio di Nadal Sheba, che coglie il secondo successo al terzo tentativo. Al secondo posto Everyday B, finisce fortissimo e si merita il secondo posto nei confronti del positivo Excellent Bun, terzo.